Quanto sono vicini i giovani al mondo del lavoro? Quanto il mondo del lavoro è vicino ai giovani? I giovani che cosa sono disposti a fare per lavorare, per inseguire i propri sogni, i propri obiettivi? Ecco, lo scopriamo oggi in questo servizio realizzato presso lo stand della Regione del Veneto, Job Orienta, all'interno del progetto del Fondo Sociale Europeo. Si parla spesso di giovani, però poche volte li si guarda in faccia, li si ascolta e adesso andiamo subito a scoprire quelli che sono i ragazzi che con noi ci accompagneranno in questo cammino. Nome? Silvia. Piero. Vanessa. Isabel. Chetti. Anna. Giulia. Manuel. Allora, partiamo dalla fine. Voi siete qui a Job Orienta perché immagino, insomma, vogliate informarvi su che cosa fare dopo. Ma sono qua come tirocinio principalmente. Io la mia strada l'ho scelta, a dire il vero. Tenterò in tutti i modi di frequentare biologia. Qual è la tua strada? Biologia per l'appunto. Per la mia strada è una strada sportiva, infatti quando finirò la scuola punterò a diventare maestro di sci intanto, per poi magari frequentare un'università. Io sì, sicuramente, soprattutto con la conoscenza di lingue nuove e comunicazione con le persone è una cosa importante. Ma ci sono più opportunità in Italia o all'estero in questo Secondo me all'estero in questo momento, perché l'Italia ormai non ha più niente, nessuna risorsa per i giovani. L'errore più grosso, allora stiamo capendo che insomma ci sono poche opportunità per i giovani, no? Sì. Ma secondo te, cioè, cos'è concretamente che blocca l'entrata nel mondo del lavoro? Possono essere tantissime cose, ad esempio il fatto che una persona anche se va all'università non trova lavoro, può essere perché vengono assunte persone che non hanno neanche una laurea al posto di persone che magari hanno una laurea. Quindi la formazione è fondamentale? Sì, direi proprio di sì, che è molto importante per... E la tua strada? Tu ce l'hai la strada? Io ce l'ho la strada. E dove ti porta? Mi porterà a lavorare in un asilo. Io spero che mi porti a lavorare in un asilo. Sì, il mio talento naturale è verso la natura, verso l'anatomia, la chimica, per questo ho scelto la strada della biologia. Secondo me comunque è importante che un genitore dia la propria opinione, ma non che obblighi il figlio a fare la decisione che vuole lui, perché non sempre la decisione che vuole il genitore per il figlio è giusta per lo stesso figlio. Tu in questo ambito li ascolti i genitori? Sì, perché comunque sono stati anche loro a consigliarmi di fare questa scuola e ora come ora gli do atto e avevano ragione che dovevo fare questa scuola. Tu no? No, secondo me no, perché ad esempio ascoltare i genitori sì, fino a un certo punto è giusto, però in maniera veramente limitata, perché quello che vuoi fare lo sai solo tu. E ad esempio a me i miei genitori mi hanno indirizzato su una strada che non era quella giusta e difatti ho dovuto cambiare in futuro e perdendo anche anni di scuola. Allora adesso voi siete in uno degli emblemi di quando si arriva, perché c'è la vittoria alle Olimpiadi, insomma comunque una medaglia, no? Quando vi sentirete arrivati? Quando raggiungerò un posto fisso di lavoro che mi permetterà di arrangiarmi per il resto della vita, diciamo. Quando finalmente riuscirò a raggiungere i miei obiettivi lavorandoci di mio. Quando sarò indipendente. Quando sarò riuscita a raggiungere il mio scopo prefissato e quindi appunto i miei obiettivi. Quando comunque avrò raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissata, università, trovare un lavoro nel settore mio interessato, allora lì si dirò ho raggiunto il mio traguardo. Trovare un lavoro fisso e raggiungere il mio obiettivo. Raggiungere un obiettivo, tutti quegli obiettivi che mi sono prefissata e un lavoro fisso che mi soddisfi anche. In ambito scolastico il tempo è fondamentale. Se non riesci a trovare il tempo per studiare, perdi anni, come io ne ho perso uno ad esempio.
sono riuscita a recuperarlo, ma comunque è comunque tempo perso. Sono, diciamo, lasciare nelle mani dei giovani il lavoro, perché non si ha più confidenza, secondo me, nel lasciare in mano ai giovani il lavoro. E che cosa potete fare per convincere i più vecchi a darvi fiducia? Diciamo abbassare un po' la pensione, secondo me, e lasciare, secondo me, più nuove idee, che non so, anche in politica, i politici anche, secondo me, un po' più giovani e non sempre gli stessi ormai che sono anziani, secondo me. L'Europa, secondo te, è un'opportunità o un ostacolo? È un'opportunità, però è più al di fuori dell'Italia, diciamo più in Germania, quei paesi che, diciamo, se la stanno cavicchiando un po' meglio nella crisi, è un po' meglio. Quindi insomma anche tu sei disposto ad andare all'estero? Sì, ovviamente, sì, perché secondo me dà più opportunità in questo momento rispetto all'Italia. Quale paese ti piacerebbe? Anche la Germania, però anche paesi nordici che, perché non sono mai stato, mi affascinano, diciamo. Voi conoscete Elena? Sì. Sì. Piacere Elena. Silvia. Non faccio la velina. Ci credo. No, non la conoscevo, ora sì. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Elena Donazzan, sono l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro della magnifica regione del Veneto. Siete liberi di dirle che cosa vi piace e cosa no della scuola. Oddio, è una domanda un po' difficile a dire il vero. Io penso che per quanto riguarda la programmazione non ci siano dei punti che andrebbero cambiati. Alla fine io penso vada abbastanza bene così com'è. La scuola è il problema, non più che altro il programma, secondo me. E per esempio, in quali aspetti? Per esempio noi in generale abbiamo una professoressa che spiega male. Va bene, possiamo anche essere noi che magari non capiamo, però... Quando una professoressa, professore, un docente spiega male, che cosa intendete voi per spiega male? Secondo me il problema non è neanche quello, è che bisognerebbe dare una valutazione ai professori tanto quanto viene data a noi. Siamo tutti parte dello stesso problema, nel senso che se poi non impariamo bene, non siamo affascinati dal percorso di studi che abbiamo fatto, difficilmente saremo dei bravi lavoratori il giorno dopo, dei bravi professionisti, sapremo dare il meglio nella società. Però sarà mia cura proprio andare a richiamare, per il ruolo che ho, i docenti ad una capacità di ascolto un po' diversa, perché se tutti si lamentano di non essere ascoltati vuol dire che loro le esigenze le rappresentano e forse c'è un po' di sordità dall'altra parte. Rispetto a tutto quello che ci siamo detti in questa chiacchierata, questi giochi che abbiamo fatto, cioè se voi voleste, se io vi chiedo, chiudi la puntata di oggi, cioè che cosa vi viene da dire? Più possibilità, sicuramente. Può anche essere, che ne so, mi sono divertita, è stata una bella esperienza, oppure non mi piace la televisione. È stata una bella esperienza diversa dal solito che non si può provare tutti i giorni. Ragazzi, semplicemente studiate, non fate il mio stesso errore, andate avanti, se avete un sogno lottate per averlo, semplicemente.
Se io ti dico migliori si diventa, che cosa pensi? Perché no? Sì, se ci si impegna sì, perché no? Che bisogna lottare per i propri obiettivi e bisogna tener duro.